benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. È di nuovo caro volo in Sicilia. Le associazioni di consumatori denunciano tariffe aumentate per le feste di Natale anche del 900%. Dal 10 in vendita i biglietti del treno Sicilia Express. Vivibilità alle province siciliane in fondo alla classifica del Sole 24 Ore. Catania, 96esima, perde 13 posizioni. Palermo, 97esima, sale di 3. Siracusa è penultima, prima di Reggio Calabria. Trento, la provincia in cui si vive meglio. Palermo, tangenti nella sanità, si aggrava la posizione del commercialista Ninni Sciacchitano. Il GIP ha deciso arresto e interdittive. A Catania, via le impalcature, è riapparso di fronte all'Elefante, eccolo qua, il prospetto principale del municipio. Rimessa a nuovo un'opera storica progettata da Baccarini nel XVIII secolo. Natale per tutti è l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio per far vivere la festa a chi è solo. A Catania un vasto programma solidale per non lasciare indietro nessuno. Ad Agrigento Marco Masini festeggia in concerto 35 anni di carriera e il pubblico intona i suoi successi dal debutto a Sanremo alle nuove composizioni. Calcio, la manita rifilata alla Carrarese ha riportato il sereno in casa a Palermo. Domenica sul campo dell'Empoli la prova di maturità per il rosanero. Catania è già cominciata la corsa verso la partita di venerdì sera al Massimino con il Crotone. La capolista sarà ancora alle prese con le assenze. Bentrovati, dicevamo che in Sicilia è già tempo di caro voli e le associazioni dei consumatori denunciano tariffe aumentate del 900% per le tratte da e per la Sicilia nel periodo delle feste di Natale. Da mercoledì 10 al via la vendita dei biglietti del treno Sicilia Express. Luca Ciliberti. Volare durante le festività natalizie costa fino al 900% in più rispetto alle normali tariffe aeree. Sul caso il Codacons ha presentato una nuova segnalazione all'Antitrust, al Ministero dei Trasporti e all'ENAC. Altre associazioni dei consumatori, Assoutente tra questi, ha monitorato l'andamento dei prezzi delle tratte aeree in partenza dai principali aeroporti italiani diretti al sud. Nel periodo tra fine dicembre e inizio gennaio, a cavallo tra le feste natalizie e Capodanno, le tariffe schizzano centinaia di euro per un volo che normalmente durante l'anno, prenotato anche con poco anticipo, costerebbe poche decine di euro a tratta. Anche quest'anno le speculazioni delle compagnie aeree costringeranno tanti giovani studenti e lavoratori siciliani a valutare attentamente se trascorrere le festività con le proprie famiglie. La politica sembra disinteressarsi completamente del problema, addirittura c'è chi lo minimizza. La regione siciliana da tempo si muove per mitigare i prezzi, soprattutto nel periodo di alta stagione. Alcune compagnie aeree in fase di prenotazione, per esempio, applicano già degli sconti per i residenti. In assenza di continuità territoriale che garantirebbe prezzi fissi durante tutto l'anno, la logica resta quella commerciale, domanda e offerta. I costi non aumentano solo per i voli, ma anche per i treni e per il carburante. Insomma, tutto sembra disincentivare gli spostamenti non programmati da e verso la Sicilia nel periodo più caldo dell'anno. Anche per Natale 2025 la regione siciliana ha rinnovato con 225.000 euro la convenzione con Trenitalia chiamata Sicilia Express, un convoglio speciale che dal nord Italia porta i pendolari fino in Sicilia a prezzi calmierati. La vendita comincerà il prossimo 10 dicembre. Intanto il rapporto del Sole 24 Ore sulla qualità della vita non premia la Sicilia. Siracusa si piazza al 106esimo posto, penultima in Italia. Male anche Catania, che scende di 13 posizioni. Vediamo il servizio di Francesco Aloi. Soprattutto per quanto riguarda i servizi pubblici siamo veramente messi male. Nessuna città siciliana nella top 10, anzi le ultime 25 province dove si vive peggio sono tutte meridionali. Nella classifica sulla qualità della vita, Siracusa arriva addirittura penultima a livello nazionale, 106 su 107.
In generale trionfa il nord, con Trento prima assoluta, seguita da Bolzano e Udine. 90 gli indicatori principali presi in esame dal Sole 24 Ore per valutare la qualità della vita, divisi in 6 categorie: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero, punti su cui Siracusa ha molte criticità. A parte Siracusa è sporca, ma sporca, poi non c'è, parliamo di lavoro non ce n'è, siamo a mezzo alla strada. Questa penultima posizione non mi sembra così tanto veritiera, perché sinceramente mi trovo abbastanza bene dove vivo. Scorrendo la classifica generale, per trovare la prima provincia siciliana dobbiamo arrivare all'82esima posizione, con Ragusa. Tra le grandi città metropolitane, Catania scende al 96esimo posto, seguita da Palermo e Caltanissetta. Dopo Enna, 87esima, ci sono Messina, Trapani e Agrigento. La Sicilia è poco governata, mal governata, e con questo le dico tutto. Palermo, tangenti nella sanità, si aggrava la posizione del commercialista Ninni Sciacchitano. Il GIP ha deciso arresti e interdittive. Marco Cullà. Mazzette per pilotare gli appalti tangenti sulla sanità, che avrebbe intascato principalmente Ninni Sciacchitano, già ai domiciliari da giorni per un primo capitolo dell'inchiesta. Sciacchitano è il super esperto di conti pubblici chiamato a valutare le performance della regione siciliana ed era il gran regista di un comitato d'affari che avrebbe pilotato gli appalti della sanità siciliana in favore di alcuni imprenditori in cambio di mazzette. C'è anche un ponte tra Palermo e Napoli in questo giro di tangenti. Nel nuovo filone dell'inchiesta Sciacchitano avrebbe messo in saccoccia un'altra tangente di 14.000 euro, che sarebbe quella relativa a una serie di presunti accordi illeciti fatti con i campani per l'acquisto di macchinari e servizi dalle ditte E-Medical e Svas Biosana. E adesso scatta una nuova ordinanza di custodia cautelare che coinvolge altri 4 indagati per la gestione di 2 gare, quella per la fornitura e la sterilizzazione del materiale chirurgico dell'ANAS Civico, dove Sciacchitano era presidente del collegio sindacale. La sua posizione si aggrava ulteriormente. Nella nuova contestazione la procura ritiene che Sciacchitano abbia incassato anche una tangente da 10.000 euro pagata dagli imprenditori Gaetano Di Giacomo e Massimiliano De Marco per agevolare la Servizi Ospedalieri SPA nell'aggiudicazione della gara per la fornitura e la sterilizzazione del materiale chirurgico all'Arnas Civico di Cristina Benfratelli. Una gara che era stata revocata nel 2023 e bandita di nuovo nel 2024. E allarme incendi di materiale inquinante a Bagheria, vicino a Palermo. Ogni 2 o 3 settimane ignoti danno alle fiamme una discarica abusiva realizzata in una conca del Monte Giancaldo che sovrasta l'abitato. Manlio Viola. Da paradiso degli escursionisti alla ricerca di un panorama mozzafiato a discarica a cielo aperto, pericolosa e inquinante. È la parabola di Monte Giancaldo nel territorio di Bagheria in provincia di Palermo. Non solo la bellezza naturale deturpata, ma anche adesso l'allarme diossina o altri inquinanti. Un allarme lanciato dai cittadini bagheresi, le cui abitazioni, che sorgono nell'area più vicina al monte, vengono sistematicamente avvolte da fumi provenienti da incendi appiccati proprio a quei rifiuti. Un fumo spesso acre che rende difficile respirare, quello che i bagheresi si trovano a fronteggiare ogni 2 o 3 settimane. Ignoti smaltiscono ogni sorta di rifiuti proprio nella conca del monte. Ci si trovano gomme di automobili usate, lana di vetro esausta frutto di ristrutturazioni edili, mobili verniciati a piombo e persino residui di lastre di Eternit. Ogni 2 o 3 settimane la discarica abusiva si riempie e qualcuno le dà fuoco, in modo da poter riprendere a smaltire abusivamente ogni tipo di inquinante dal giorno dopo. Un vero e proprio business che scavalca ogni regola di legge e di buonsenso, ma le segnalazioni alle forze dell'ordine sembrano cadere nel vuoto. Così i cittadini hanno deciso di dar vita ad un sistema di vigilanza privata. Lo scopo è beccare sul fatto i responsabili di questa situazione, che rende invivibile un intero quartiere di una città che, al contrario, mostra una certa cultura ambientale, essendo una delle poche in provincia di Palermo ad aver già raggiunto il 65% di raccolta differenziata. 40 metri di cavi di rame del valore di oltre 6.000 euro sono stati rubati dall'impianto elettrico dell'acquedotto comunale di Menfi, nell'Agrigentino, bloccando di fatto l'erogazione idrica nelle abitazioni. A denunciare il furto il vice sindaco della città,
che dice: è un grave atto che danneggia l'intera comunità e per giunta non è la prima volta. Palermo è stata intitolata a Rosario Livatino, il giudice ragazzino ucciso da 4 sicari della stiglia mafiosa agrigentina, la sala convegni della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. Livatino è stato un faro, un esempio vivente di credibilità per il suo quotidiano impegno, con la toga addosso, contro la mafia, ha detto il sostituto procuratore antimafia Di Matteo. Catania, svelato il volto del Palazzo degli Elefanti. Il sindaco trentino dice: riportato il colore storico, il prospetto, aggiunge, affascina tutti. Tonino De Mana. Ore 11, tutti con il naso all'insù, in una piazza Duomo gremita. L'appuntamento era di quelli da cerchiare il rosso ed in effetti l'attesa non è stata delusa. Conto alla rovescia, musica ed di stupore di grandi e piccoli per la consegna dei lavori del prospetto principale del municipio di Catania, progettato da Vaccarini nel XVIII secolo durante la ricostruzione successiva al terremoto del 1693. Parola al primo inquilino di Palazzo degli Elefanti. Diciamo che è una novità rivolta al passato, una ricostruzione filologica grazie ai nostri lavori pubblici, all'architetto Persano, alle intese con la sovrintendenza. Si è ricostruito quale fosse il colore storico di Palazzo degli Elefanti, un municipio che affascina e abbaglia tutti quelli che lo vengono a vedere. Di stupore dei bambini dice tutto. Assolutamente, ma non credo che fossero solo dei bambini, anzi devo dire che i più anziani, che conoscevano ancora meglio quel colore marroncino di prima, saranno rimasti ancora più stupiti. Qualcuno magari avrà qualcosa da ridire, ma questo è inevitabile. Gradazione dei colori della facciata rispetto agli altri storici edifici che ha sollevato un mini dibattito. Ma sicuramente è straordinaria, però a confronto a tutto il resto che c'è in Piazza Duomo mi sembra troppo chiaro il colore. No, diventerà scuro col tempo. Forse è meglio aggiustare prima quelli là più scuri, oramai questo è buono. Ultimate le opere strutturali, si sta completando il rifacimento dei prospetti ed il restauro dell'apparato decorativo del palazzo, valorizzando i particolari dell'edificio e l'inconfondibile barocco di Piazza Duomo. Nei prossimi giorni via alle altre impalcature del prospetto centrale. Sempre a Catania, dal 1 gennaio aumenterà la tassa di soggiorno con incrementi da 1,50 euro fino a 5 euro per gli hotel di lusso. Insorge Abetnea. I costi sono troppo elevati. Il presidente della Commissione Turismo ribatte: l'adeguamento è necessario. Tonino De Mana. Un altro balzello, questa volta a carico dei turisti, o un adeguamento ai costi alla tassa di soggiorno che va ad equipararsi ad altre città. In un modo o nell'altro, il 1 gennaio 2026 chi dovrà soggiornare a Catania pagherà di più, naturalmente in proporzione al tipo di struttura ricettiva, con aumento di 1,50 per i B&B fino a 5 euro a persona per gli hotel di lusso. Immediate le reazioni. Il primo a prendere posizione Franz Cannizzo, presidente di Abetnea. Catania, molte mete della Sicilia sono diventate care quanto Monte Carlo e quindi tutto questo non può che far molto male al turismo catanese, al turismo siciliano. Infatti noi prevediamo per il mese di dicembre un crollo verticale. Molti nostri associati preferiscono pagare loro la tassa di soggiorno che invece spiegare che comunque questa serve ad offrire dei servizi migliori in questa città. Famiglie con bambini al seguito, 3-4, devono rivedere un pochettino i conti. Certamente, perché incide anche per decine e decine di euro per una famiglia numerosa. Rideterminazione dovuta, spiega Giovanni Magni, presidente della Commissione Consiliare Turismo. È un adeguamento perché Catania aveva tra le tasse di soggiorno più basse in Italia rispetto a tantissimi comuni anche siciliani. Conti alla mano, si prevede un'impennata del 30% per un introito nelle casse comunali che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro. Natale per tutti è l'iniziativa promossa anche quest'anno dalla comunità di Sant'Egidio per aprire le porte della festa a chi è solo. A Catania un ricco programma solidale per non lasciare indietro nessuno. Desiree Ferlito.
Anche quest'anno la comunità di Sant'Egidio conferma la sua iniziativa Il Natale per tutti, aprendo le porte delle feste a chi vive situazioni di povertà, solitudine e fragilità. Il Natale è anche un momento in cui si rinnova un patto nella società, in cui si guarda con uno sguardo nuovo al mondo dei poveri, e apparecchiare la tavola del pranzo di Natale significa non solo servire i tanti poveri che camminano con Sant'Egidio, ma appunto proporre alla città, in un tempo anche segnato dalla corruzione come abbiamo visto, di non dimenticarsi dei più poveri. A Catania il progetto si concretizza con l'allestimento di tavole imbandite, pacchi spesa, ma soprattutto momenti di condivisione che coinvolgono chi è solo. Non basta loro dare qualcosa, consegnare un pacco o consumare un pranzo fugace, c'è bisogno di passare delle ore insieme, delle ore serene, perché il vuoto non si avverta. Tra le iniziative il pranzo di Natale, un pasto caldo e un gesto di vicinanza che raggiunge senza tetto. I poveri a Catania sono tanti, le povertà sono varie e io credo che nessuno rimanga mai totalmente solo, perché 365 giorni su 365 c'è sempre questa attenzione. La comunità di Sant'Egidio da oltre 30 anni è presente e vicina a chi soffre tutto l'anno, grazie al lavoro incessante dei volontari. Il Natale per tutti è solo una delle attività messe in campo che testimonia come la solidarietà possa fare la differenza, restituendo dignità a chi ne ha più bisogno. Prendevano di mira i negozi di Paternò. Tra poco vedremo un rapinatore, eccolo qua, in azione in una macelleria. Prima minaccia la commessa con una pistola, poi svuota la cassa. Vedete, almeno 2 i colpi accertati grazie ai sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze. I malviventi arrivavano in auto, si coprivano il volto e poi, per intimidire i presenti, prendevano quella pistola che poi è risultata a salve. 2 gli arrestati. In provincia di Caltanissetta scoperti 74 furbetti del reddito di cittadinanza, fra loro anche pregiudicati mafiosi e gente in possesso di auto di grossa cilindrata. GR Italia. Una rete di dichiarazioni false, omissioni e requisiti inesistenti è ciò che la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha portato alla luce al termine di un'indagine approfondita sulla gestione del reddito di cittadinanza. Un lavoro partito dal gruppo di Gela che, grazie a un'attività informativa mirata, ha individuato decine di casi sospetti tra i beneficiari del sussidio statale. Da quell'elenco iniziale sono scattati controlli su un centinaio di nuclei familiari per verificare uno per uno i requisiti previsti dalla legge. Le verifiche hanno permesso di accertare presunte irregolarità in 74 casi, tutti segnalati alla Procura della Repubblica. Gli accertamenti hanno rivelato un ventaglio di violazioni: cittadini extracomunitari senza il necessario requisito dei 5 anni di residenza continuativa in Italia, beneficiari proprietari di auto di grossa cilindrata, altri ancora con precedenti penali persino legati alla criminalità organizzata. Irregolarità spesso nascoste dietro autocertificazioni incomplete o non veritiere. Nel complesso l'indagine ha monitorato contributi per quasi 900.000 euro. Di questi circa 400.000 sarebbero stati percepiti senza averne diritto. L'INPS, informata delle anomalie, ha già bloccato ulteriori erogazioni per un valore vicino al $500.000 euro. Un'inchiesta che accende i riflettori su un sistema di controlli sempre più serrati e su un fenomeno che sottrae risorse destinate alle famiglie realmente in difficoltà. Sorprese alla dogana. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato all'aeroporto di Punta Raisi un passeggero palermitano che proveniva da Bangkok. Questa qui, ora la vedete fra un attimo, è la testa di un coccodrillo, tra l'altro di una specie in via di estinzione. La testa del rettile, eccola, era essiccata e nascosta in una valigia. L'uomo è stato denunciato. Ancora, ecco qua, il reperto sequestrato dai finanzieri. Musica, Marco Masini ad Agrigento per celebrare i suoi 35 anni di carriera. Al Palaforum dello Sport Village il cantautore toscano ha portato il tour Ci vorrebbe ancora il mare, regalando al pubblico una serata ricca di grandi successi. Davide Sardo. Dal 1990 al 2025 Marco Masini ha fatto tanta strada e ad Agrigento ha festeggiato 35 anni di carriera con il tour Ci vorrebbe ancora il mare, portando musica ed emozioni al Palaforum dello Sport Villa.
Sul palco ha ripercorso i suoi brani più amati, da Disperato, che lo fece vincere a Sanremo, a Ci vorrebbe il mare, fino ai successi come Bella stronza, Perché lo fai, L'uomo volante e poi ancora altri pezzi che hanno segnato la sua carriera, cantati a gran voce da tutto il pubblico. Un concerto coinvolgente, pieno di energia, che ha unito generazioni diverse. Masini ha regalato ad Agrigento una serata intensa, semplice e vera, proprio come la sua musica. Breve pausa, tra poco per il calcio. È tornato il sereno in casa a Palermo dopo la cinquina alla Carrarese, mentre il Catania si proietta già sulla partita di venerdì con il Crotone. State con noi, vi aspetto. Calcio, grazie alla roboante vittoria sulla Carrarese, è tornato il sereno in casa Palermo, ma adesso occorre la continuità che passa anche dalla trasferta di domenica a Empoli. Marco Gullà. Per capire se il 5-0 rifilato alla Carrarese avrà guarito il Palermo ci vorranno altri esami, a partire da quello di domenica al Castellani contro l'Empoli dell'ex Dionisi. Il Palermo ha vinto e convinto, poi Giampaolo ha segnato una tripletta e anche i centrocampisti come Segre e Palumbo si sono sbloccati. Ma adesso per il rosanero occorre avere continuità. Sì, sarà una gara molto difficile come tutte, e la prepareremo, lavoreremo in maniera intensa e saremo diciamo, cercheremo di farci trovare pronti sicuramente e cureremo sempre ogni minimo dettaglio in settimana, perché il lavoro svolto in settimana poi si rispecchia il weekend. Re della serata di sabato Joel Giampaolo, che con i 3 gol segnati è in testa alla classifica marcatori. È più un assist, non solo la tripletta, ma sì, naturalmente per me tripletta è sempre molto emozionante, sempre importante. E oggi va una grande giornata per me va di prima volta che mio papà va allo stadio. E per i rosa inizia la marcia verso la gara di domenica. Il Catania capolista gioca in anticipo nella terzultima giornata di andata. Venerdì arriva al Massimino il Crotone e Toscano dovrà inventarsi qualcosa per sopperire alle assenze di Di Tacchio e con ogni probabilità pure di Donnarumma. Marco Carli. La corsa è già cominciata, il match serale di venerdì con il Crotone lo impone. Ci sarà di sicuro il pubblico delle migliori occasioni, ci sarà un Catania in vetta alla classifica che dovrà fare tesoro della vittoria di Picerno e confermare tutto ciò che di buono ha raccolto finora in casa. Non è una partita semplice per il valore dell'avversario in primis. I pitagorici hanno vinto l'ultimo match con il Giuliano e hanno passato il turno in Coppa, ma vengono comunque da un mese altalenante e soprattutto da un periodo difficile fra fine ottobre e inizio novembre. I punti in classifica sono 24 e testimoniano la qualità del gruppo di Longo. Il Catania però vuole proseguire la sua corsa e sarà costretto a farlo ancora con assenze determinanti. Di Tacchio è squalificato e non ci sarà Donnarumma dopo il malanno subito a Picerno. Si è fermato per tempo e si lavorerà per provare il recupero per potenza. Scelte possibili per Toscano se l'assenza dell'esterno verrà confermata. Possibile Quaini a destra in difesa con Di Gennaro e Allegretto. Celli sull'esterno come è successo a Picerno dopo l'uscita di Donnarumma. Con Corbari in mezzo André Bimenez e poi da ausilio Stoppa da trequartisti insieme a Lunetta alle spalle di Forte. Troppo presto ovviamente per azzardare probabili schieramenti, anche perché qualche possibile sorpresa in positivo potrebbe arrivare. Da Raimo per esempio, ma è una probabilità, forse remota, non una certezza. Quella è rappresentata dalla stagione del Catania finora e dal gruppo che fa fronte alle difficoltà e resta lì. Un lavoro che prosegue con l'obiettivo focalizzato sul Crotone. E noi intanto ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento alle 20 per altre notizie, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.